Oh, prendiamo l'acqua. No, ma infatti anch'io stavo pensando che fa un po' di zigzag e allora... Sì, sì, qua è come... sì, è un sentiero Kai. Perché Kai è europeo, Sai che non lo so. Cioè, i segnali sono come quelli del Kai, più o meno. Bianco, bianco e rosso. Zeus! Wow! Guarda, guarda le acque là! Eccola! Ah, siamo già arrivati! Eccola! Cazzo, qua c'era l'acqua! Però quando piove basta. Alla grotta di Zeus. Siamo nella storia. Ragazzi, non si vede niente, mamma mia.
Ok ragazzi, adesso sto uscendo. Leonardo è in meditazione nella grotta di Zeus, sto aspettando Zeus che venga fuori. Leonardo, cosa ci fai qua dentro? Volevo stare al posto di Zeus. L'hai trovato? Non l'ho mica trovato, è una cosa incredibile questo qua. Sì. Questo qua è veramente una cosa incredibile. Mai visto una grotta? Cioè, nel senso, prima volta che entro in una grotta. Anch'io. Posso dire, cosa più bella vista natura. A me mi ha lasciato, non lo so, una sensazione unica. Ok, salutiamo la caverna di Zeus. Ciao caverna. Bellissima. Senza parole ragazzi, non so come descriverla. C'è da trovare il nirvana dentro. Adesso qua sicuramente con la GoPro non si potranno vedere, ma ci sono capre dappertutto su questa roccia. Sì. C'è una cosa incredibile, come questi animali riescono a stare in piedi. Mamma mia, guarda dove sono, là in alto, dappertutto. Belle tranquille, poi come se niente fosse. Sì, come se fosse un pascolo. La capra è così. Allora ragazzi, se vi è... vabbè, peccato che ovviamente non c'era la luce, non avevamo neanche di torch, esatto. quindi è stata una cosa un po' improvvisata. Se questo video raggiunge i 1000 like, io e Leo veniamo a dormire Nella una grotta. notte nella grotta. Cazzo, speriamo che non li raggiunga. E questo ovviamente c'è tutto il percorso anche per andare sul monte, che secondo me non deve essere una passeggiata, perché io lo vedo molto ripido. Poi ho molte cose che ho detto è impossibile, poi insomma i percorsi ce la si fa, ma secondo me per andare sul monte devi essere un pochettino Un esperto. un esperto. Prosegue di ad qua. attrezzatura. Sì. Prosegue così. Sarei curioso di vedere. Allora adesso il nostro esperto Cicerone ci dirà appunto la storia di il mito di Zeus. Allora, per come la sapevo io era che allora andiamo indietro. Madre Terra e il titano Crono si mettono insieme e danno vita a Zeus, che è il primogenito. Poi abbiamo visto che ha anche altri fratelli come Demetra eccetera. Però dall'oracolo di Delfi, mi pare, aveva saputo Crono, cioè suo padre, che quando diventava grande l'avrebbe ucciso, no? Quindi lui lo voleva mangiare, no? Era molto grande, no, Crono? Invece l'oracolo, che teneva molto a Zeus quando era piccolo, ha fatto su in delle fasce delle pietre, di modo che Crono mangiasse le pietre credendo di aver mangiato Zeus. E Zeus, finché non diventava un adulto, stava in questa grotta qua dove siamo andati adesso, e l'oracolo poi ci ha preso, perché la leggenda narra che poi Zeus, quando è cresciuto, ha ucciso tutti i titani, quindi Crono, Atlante, gli altri nomi non li so, ma li ha uccisi tutti, via. Wow. Yes. Ma che bella, che tramonto. Stai un attimo qua. No, devi passare sotto, non sopra. Oh poverina, Passare sotto. oh io non ce la faccio.
Oh, come faccio io? Ciao!